Era il 1979, questi erano gli status quo, ladies and gentlemen, per il nostro disco start di questa mattina. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è l'edizione di oggi, venerdì 2 di maggio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra rassegna stampa alle 7:35, dopo il disco start, ovviamente, mica potevamo interrompere un'emozione come quella degli status quo, vi prego. Cominciamo ricordandovi al solito: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, vi perdete gli Auto da Fe di Giulio Cainarca, che sarà di nuovo con noi dal 5 di maggio, vi perdete la rassegna stampa col sottoscritto in sostituzione di Semi Varin, le videopillole e molta altra bella robetta ancora. Altre cose, coordinate odierne 340 670 9659. Qui incrociamo per raccogliere le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure se volete telefonare 02 9294 7222, e diciamo che dopo le 8 apriremo il telefono, anche perché oggi è una rassegna stampa un po' particolare, visto che i quotidiani non ci sono, per cui noi faremo un excursus tra le principali agenzie nazionali ed estere per vedere che cosa accade in tempo reale in questo nostro vasto orbe terracqueo. Saluto Walter, che mattiniero come non mai ha provveduto già a informarmi. Ciao Antonino, scusa se ti scrivo, ma un minuto fa, mentre camminavo, ho incrociato un signore che parlava a voce alta al telefono. Era calabrese senza dubbio. Comunicava i risultati delle partite di ieri sera. A un certo punto ha dato il risultato del Tottenham e credimi, sembrava l'accensione di un trattore Landini. Mi sei venuto in mente prima tu e dopo Pasquale Diano Marina. Io sto male, veramente. I miei ascoltatori sono differenti. Quindi io mi immagino questo al telefono, appena. O Tottenham fece 3-0, cose pazzesche. Grazie Walter per questo momento di genuina emozione. Va bene, allora cominciamo a vedere adesso che cosa succede in Italia. Voglio salutare il nostro Simone, il nostro pescatore di onde, che ci permette in questo periodo, peraltro così pregno di conclave, di fumate bianche, nere, ancora non si sa di che colore saranno, di raccogliere e inviare le nostre magiche onde fino alle vostre orecchie o fino ai vostri occhi, se ci state seguendo sul canale 252 del digitale terrestre, o se ci state seguendo attraverso Facebook, il canale Twitch, YouTube, l'app, noccioline, caramelle e ovviamente la radio DAB, perché noi siamo sulla radio digitale. Andiamo a vedere adesso l'ANSA. Eccoci qua. L'ANSA apre con la Casa Bianca. Waltz lascia la sicurezza nazionale dopo il Chatgate, sarà ambasciatore all'ONU. L'annuncio di Trump, le deleghe dell'ex consigliere passano ad interim, no da interim. Al segretario di Stato americano Rubio. Cosa era successo? Questo gentile signore Waltz, appunto, su Signal, quindi su, come se lo facessimo noi altri, che ne so, su Telegram o su WhatsApp, aveva condiviso una serie di dati militari, tra cui un attacco agli Houthi in Yemen. Il problema è che in questo gruppo, in questa chat di gruppo, c'era pure un giornalista, questo con riguardo al riservo che ci vuole quando si trattano affari delicati di Stato, no? Il concertone, perché ieri è finita la settimana rossa, la potremmo chiamare, perché ogni anno dal 25 di aprile fino al 1° maggio solo una parte politica interviene per dirci che prima ci hanno dato la libertà e poi ci ricordano il 1° di maggio che solo loro lavorano. Voi altri che votate diciamo tendenzialmente da tutt'altra parte, evidentemente siete tutti dei miliardari con la villa con piscina a Monte Carlo, e quindi come tali dei maiali, diciamolo pure, dai, diciamolo pure, capitalisti che non siete altro.
Ecco appunto il concertone, questo bolso rito che ormai da quasi 40 anni si ripete. Gassman, cioè il nipote di Vittorio Gassman, apre con Bella Ciao, omaggio a Francesco, comunità ebraica contro i patagarri, chiude il DJ Gabri Ponte. Ecco, il concertone del 1° maggio conferma, e su questo Elio e le storie tese gli hanno fatto una monumentale presa per il culo con il brano complesso del 1° maggio. Se avete la possibilità, ascoltatelo su YouTube. Conferma il fatto che gente non molto famosa usa questa vetrina per potersi guadagnare 5 minuti di popolarità, tipo questi pattagarri che hanno ben pensato di mescolare un inno ebraico legato alla Shoah con la canzone Palestina libera dal fiume al mare. Una cosa stupenda, straordinaria. Poi abbiamo, vabbè, l'omaggio a Francesco. Io ricordo anni fa invece questo Rivera che faceva il comico che citofonava e faceva le battute al citofono, che nel bel mezzo del concertone del 1° maggio, così senza motivo, de botto, pigliò e cominciò ad attaccare la Chiesa su qualsiasi parte, su qualsiasi cosa. Oggi invece ricevono il messaggio del defunto Papa in tema di lavoro. Vedete che si nasce incendiari e si muore pompieri. Andiamo avanti, l'intesa Washington-Kiev, Zelensky, l'accordo con gli USA sulle terre rare è davvero equo. Putin, ci sono francesi che combattono con noi. Seoul, 600 i soldati di Pyongyang morti finora per Mosca. Ancora, 1° maggio, i sindacati in piazza, basta morti sul lavoro, scontro Meloni-Schlein. Landini, senza risposte del governo, pronti alla mobilitazione. Magari fate qualche altro sciopero al venerdì, così la gente non può andare a lavorare, oppure lo fate nel bel mezzo della settimana. Ancora, tennis, ATP Madrid, Musetti elimina Diallo e va in semifinale, l'azzurro avanza in 2-7, ora la sfida a Draper. L'incidente, travolto da bus in monopattino, era il primo giorno di lavoro. L'incidente a Reggio Emilia il 29 aprile, il cugino era felice. Andiamo ora a vedere l'ADN Kronos, eccola qua, anche l'ADN Kronos apre con Walz, Trump caccia Walz, via il consigliere, sarà ambasciatore all'ONU. Consigliere per la sicurezza nazionale viene silurato dopo il Chatgate, l'incarico passa a Rubio. Ancora di spalla, vedete, Ucraina-Russia, Putin ha cambiato obiettivi, lo scenario, secondo l'intelligence americana, Mosca è più propensa ad accettare la fine della guerra. Ieri il conclave ha riposato, oggi alle 9 riprenderanno le congregazioni generali dei cardinali, conclave, riforme o restaurazione, scontro tra due visioni. Cardinali divisi tra l'eredità di Francesco e la spinta verso un ritorno all'ortodossia. Ecco, tra l'altro, posso dire una cosa. Scusate, ma voi non vi sentite trattati come imbecilli quando alla televisione i maggiori TG fanno vedere questi colleghi così affannati che rincorrono i cardinali e gli pongono ogni volta questa domanda: state parlando? Vi state conoscendo? Ora, io spero e prego che una di queste mattine un cardinale qualunque gli risponda: no, ci facciamo il dito medio alzato e ci mandiamo a fare in culo direttamente. Ve lo giuro, scusate, non è fine, però davanti a una domanda idiota bisogna dare delle risposte ancora più idiote. Cioè, quelli sono lì per parlare tutto il santo giorno dei problemi della Chiesa, di quello che c'è, del peso appunto morale mondiale della Chiesa e così via, e tu gli chiedi: vi state parlando? Ma, ma che cazzo di domanda è? Scusate, veramente scusate, questo è il terzo conclave che mi faccio ed è la terza volta che sento queste emerite cazzate, perdonate. Chieti, morti i 2 vigili del fuoco dispersi durante un'escursione sulla Maiella, ci dispiace molto. Perugia, ultraleggero cade su capannone, un morto e un ferito. Concerto del 1° maggio, i Pattagarri, Palestina libera, comunità ebraica ignobile, polemiche per l'esibizione della band, Parenzo contro i Pattagarri raccapriccianti. Strage di Monreale, la caccia ai complici, si cerca un giovane alto con la barba.
Ancora, primo maggio sindacati in piazza senza risposte, pronti a mobilitazione. CGIL, CISL, UIL divisi in 3 piazze diverse tra Roma e 2 luoghi simbolo di recenti morti bianche, Casteldaccia e Montemurlo. Fumarola, sicurezza sul lavoro e emergenza nazionale. Ancora qualcosa sulla vostra salute, scoppiata la pollinosi, cos'è e come si interviene tra prevenzione e fase acuta. Poi abbiamo lo smog, qualità dell'aria pessima in 26 città nei primi 3 mesi del 25, report. Beco, raggiunta l'intesa azienda-sindacato, ogni tanto una buona notizia, esuberi e stabilimenti, l'accordo. Poi di spalla abbiamo caldo nel weekend, poi cambia tutto, temporali e grandine in vista e Musetti in semifinale a Madrid, ora sfida con Draper. E poi Francesca Brienza e Rudy Garcia sposi, il matrimonio a Roma. Lui è vestito veramente male, posso dirlo. Andiamo a vedere adesso l'Agi. Ecco qua l'Agi. Trump allontana Walz, sarà ambasciatore USA alle Nazioni Unite. Poi ancora la comunità ebraica protesta per i patagarri al concertone, macabri. Come mai oggi l'energia elettrica è gratis per 8 ore? Questo poi vediamo che cos'è. Ancora Conference League, la Fiorentina cade 2-1 a Siviglia, ci dispiace per Carlo Cambi, che salutiamo. Scorsese annuncia un film con l'ultima intervista al Papa, ora sarà la corsa l'ultimo che è arrivato a vedere il Papa, che il Papa gli ha detto, che il Papa gli ha fatto. Per H. Larenzia, 31 esponenti di Casa Pound rischiano il processo perché avevano fatto tutti il saluto fascista. Ancora, accordo storico tra Ucraina e USA sui minerali. Trump ha detto a Zelensky che la Russia è molto più forte. 1° maggio di alta tensione a Istanbul, scontri e arresti. Ecco, questo è un paese nel quale il 1° maggio è una data carica di significato e di cose serie. Ancora lo scoop del Wall Street Journal, il CDA di Tesla vuole sostituire Musk. Schettini, escursionista culturale al concertone, che gli avrà spiegato come si fanno, come si mette Professore, la mia è una battuta, non è detta per cattiveria. La Mentos dentro la Coca-Cola, che reazione fa? Poi Meloni, record di occupati, il centro-sinistra rilancia il salario minimo, Achille Lauro star nel backstage del concertone del 1° maggio. Anche qui, poveri 2 vigili del fuoco dispersi in Abruzzo che sono stati ritrovati morti, maxi piantagione di marijuana bruciata all'aperto, 25.000 persone intossicate, auto piomba su gruppo di bambini a Osaka, arrestato un 28enne. Come vedete, l'idiozia non conosce frontiere. Andiamo adesso a vedere che cosa c'è all'estero. Questa è la BBC. La BBC oggi apre con BBC Verify, che è il loro gruppo che verifica le notizie, e questo è sostanzialmente l'inseguimento, tra virgolette, che loro hanno fatto di uno scafista che però non fa la rotta del Mediterraneo verso Lampedusa, ma attraverso l'Atlantico verso le isole Canarie. Quindi poi vedremo che cosa c'è di interessante. Che altro c'è? Anche qui Trump caccia Walz dal posto di consigliere per la sicurezza nazionale e lo nomina però all'ONU. Che altro c'è? Le cucine comunitarie di Gaza avvisano che il cibo sta finendo dopo 2 mesi di blocco israeliano. E l'Apple dichiara che molti degli iPhone che vengono smerciati negli Stati Uniti in America non sono più prodotti in Cina. Il gigante della tecnologia dice che i dazi americani aggiungeranno circa 900 milioni ai costi sostenuti in bilancio in questo quadrimestre. Andiamo a vedere se c'è altro. Vabbè, la BBC fa anche un servizio, lo vedete qui, su cosa mangiano i cardinali durante il conclave. Ce ne fu uno nel 1832, mi pare, che perse, che non riuscì a essere eletto papa perché si inebriava molto della sua castità, della sua morigeratezza, ma in giorno di digiuno fu beccato mentre si beveva una golosa tazza di cioccolata.
Questa è la Deutsche Welle, e qui siamo in Germania, agenzia stampa ed emittente tedesca. Trump nomina il consigliere per la sicurezza nazionale Waltz come ambasciatore alle Nazioni Unite. Poi vedete che c'è un servizio video. I trans negli Stati Uniti temono delle discriminazioni sotto Trump. Poi ancora Trump ridimensiona la diplomazia americana in Africa. Vediamo che altro c'è. C'è questa parte dedicata alla guerra in Ucraina, perché le aziende europee e americane stanno continuando a mantenere attivi i loro diritti di trademark in Russia. Questo infatti è il lobby che c'è in Italia pure. Ancora, vediamo un po' che altro c'è. Lo sport in Germania sotto i nazisti, l'ideologia e la propaganda. Eccolo qua, sorridente coi suoi baffetti alla Chaplin, ma lui non faceva certo ridere, e quel porco di Hitler insieme a delle signore, delle atlete. Altro video, i vigili del fuoco israeliani combattono i fuochi alla periferia di Gerusalemme, dei team di vigili del fuoco, aerei ed elicotteri stanno provando a controllare le fiamme, ma la battaglia, insomma, è sempre più forte. Tra l'altro l'Italia ha spedito 2 Canadair a dare una mano a Israele. Questa è Xinhua. Xinhua è invece l'agenzia stampa cinese. Ecco, cosa vuol dire vivere in un paese in cui c'è un autocrate? Questo, che tutto quello che voi vedete qui nell'apertura della homepage parla di Xi Jinping. La storia di Xi, dalla grinta alla grandezza, il duro lavoro costruisce una nazione. Ancora, Xi sottolinea la pianificazione per lo sviluppo economico e sociale nel periodo 2026-2030. Ancora, Xi in my eyes, Xi come lo vedo io. Ancora, Xi sottolinea, eccolo qua di nuovo, la stessa notizia che c'era dal lato sinistro c'è qua a destra, però c'è Xi con la sua bella, col suo bel volto sorridente. E ancora, Xi incoraggia i giovani a assumersi attivamente le responsabilità nel portare avanti la modernizzazione della Cina. In realtà la notizia croccante, diciamo così, forse la più interessante, che Xinhua pubblica in prima pagina stamattina è che i cinesi in massa stanno partecipando alle vacanze previste per il 1° maggio. Quelli sono atei, per cui non è che gli interessi molto la Pasqua o il Natale, per cui quando viene il 1° maggio è il grande evento dell'anno e se ne vanno in vacanza. Poi vedremo quanti milioni di cinesi sono in viaggio per andare a farsi le vacanze. Al Jazeera, strangolati, Israele uccide 31 persone a Gaza, mentre il blocco degli aiuti affama i bambini. Ancora la Cina dice che sta valutando l'offerta trampiana, il contatto trampiano sui dazi. Andiamo a vedere cosa c'è giù nella homepage di Al Jazeera, che cosa contiene l'accordo sui minerali USA e Ucraina. Ecco qua, sarà costituito un nuovo fondo di investimenti per aiutare la ricostruzione del dopoguerra in Ucraina. Andiamo a vedere che altro c'è. Dunque, la corsa alla presidenza della Corea del Sud è stata contrassegnata dalle dimissioni e dalle sentenze di tribunale, quindi la Corte, diciamo che la Corea del Sud non riesce a trovare pace per il momento. Sapete che il presidente della Repubblica era stato destituito dalla Corte Costituzionale e ora si cerca di fare, ovviamente, di eleggere il suo successore. Quarto round dei colloqui sul nucleare USA-Iran sono stati spostati, rimandati a data da destinarsi, in mezzo a continue tensioni. Il ministro degli esteri dell'Oman ha dichiarato che questo accade per motivi logistici, ma questo rinvio arriva nel momento in cui vengono imposte nuove sanzioni contro Teheran. Va bene, allora adesso che ora si è fatta? Le 7:54 e 07, mentre carichiamo le notizie, sperando che ce la faccia l'apparecchio a caricare ovviamente
le news, no, questo è un video per cui non possiamo proiettarlo perché, chiaramente c'è una questione di diritti. Adesso diamo un'occhiata a, le zappe che avete mandato copiosamente al 340 670 9659. Grazie infinite ragazzi per gli status quo, mi state aprendo il cuore, allora riprovo a crederci. Grazie Sveva, grazie Francesco, grazie conduttore Antonino, un bacio sull'ombelico al grande Sammy Varin, vostro Stefano Del Brembo. A Stefano e a Simone te lo sei scordato, e che è il figlio della serva? Non l'ho capito io. Buongiorno, ho sentito che questo governo toglie la cittadinanza ai figli degli italiani che vivono all'estero, è vero? Se così fanno bene, che la danno alle risorse, quelli si merita l'Italia. E veri italiani che vivono all'estero, quando arriva la scheda elettorale la strappiamo, così impara Tajani e tutto il resto. No, la cosa è un po' diversa, amico o amica che ci scrivi. Siccome ci sono stati troppi abusi con la cittadinanza italiana per discendenza, perché gente che addirittura ha il bisnonno, il trisavolo vissuto 160 anni fa, si presenta dall'Argentina, dal Perù, da ovunque e reclama e ottiene la cittadinanza italiana, allora si è deciso di restringere i casi di parentela e soprattutto i gradi di parentela entro cui tu puoi riscattarti la cittadinanza italiana, che non è nemmeno sbagliato, se posso permettermi. Cantanti di cooperativa, il whatever you want degli status quo li ha già sotterrati. Io temo dal tenore di tutto lo stupido chiacchiericcio attorno a questa nomina che la fumata sia rosé. Ancora, condivido tutti i francesismi sulle interviste ai cardinali, la spettacolarizzazione che stanno facendo su chi sarà il Papa e di riflesso sulla Chiesa è una cosa odiosa, almeno per noi credenti. Marco da Milano. Lorenzo da Como, buongiorno Antonino, altro che nascere incendiari e morire pompieri. Questi cambiano idee e convinzioni a seconda delle mode del momento. Molto meglio avere poche idee ma chiare e tirate diritto su quelle, dimostrando coerenza sempre. Ciao Antonino, buona giornata. Buona giornata a te, caro Lorenzo. Ma vedi Marco, tu dici che condividi i francesismi, io ti ringrazio. Ma sai, il concetto è molto semplice. È la stessa cosa come quando nella rassegna stampa mi capitano le notizie di disgrazie, incidenti, 50 morti e ti pubblicano 50 profili con 50 foto prese da Facebook a cadavere ancora caldo e i parenti ancora magari nemmeno lo sanno che quello è morto subito. Nella vita faceva questo, mancherà a tutti. L'altro salvava i panda nel Congo belga, l'altro aiutava le vecchiette ad attraversare la strada. Questa non è informazione, questo è sciacallaggio. Allora, il problema è che l'informazione non può essere fatta sull'emotività. Non si può fare informazione sull'emotività. Tu devi raccontare quella cosa e basta. Non abboffare la gente di cose continuamente, perché poi sai cosa succede? Che a furia di abbuffare la gente continuamente di queste cose, la gente ne fa per reazione il pieno e non gliene frega più nulla. Io il giorno dopo la morte di Papa Bergoglio ero sul treno e a meno che io non sia capitato su un treno noleggiato dall'UAR, l'Unione degli Atei Agnostici e Razionalisti, ma non credo proprio, la gente parlava di tutto meno che della morte del Papa. Perché? Perché non gliene fregava più niente. E perché non gliene fregava più niente? Perché a colazione, pranzo e cena il Papa era morto. Beh, vi do una notizia, il Papa continua a essere morto e non è più il Papa, ovviamente. Adesso ce ne sarà un altro. Però, siccome ieri non è successo niente, vedrete che da qua fino al 7 di maggio alle ore 16:30, quando finalmente si chiuderanno nella Cappella Sistina e faranno la prima votazione, sarà una rottura di Cabasisi che voi nemmeno avete idea. Ma non per i cardinali, non per l'argomento è importantissimo, ci mancherebbe pure, ma per tutta quell'emotività e tutta quella fuffa che propineranno a una nazione intera tutto il giorno. Il parere della Subretti, il parere della Starletti, il parere di quello
che gli ha fatto, che li ha portati col tassì a Piazza San Pietro. Il parere del Sarto, perché ora ieri si discuteva, ma gli altri li vestiva Gammarelli, questo li veste un altro. Cioè, ma dove vogliamo andare veramente? L'informazione è come quando si va a cena, deve restare sempre un po' d'appetito alla fine, perché se tu invece t'abbuffi e ti alzi che hai la panza piena, dopo ti viene pure mal di panza. La notte non dormi. Perdonate queste, come possiamo dire, questo filosofeggiare un po' gastrico, ma questa è la giornata. Sono le 8, noi andiamo in pausa. Ecco, e gliela dedichiamo a questi che fanno ste domande tipo parlate tra voi al conclave? Fabri Fibra, fenomeno 2017, ecco appunto, e falla anche tu il fenomeno, va.
le 8, 4 minuti e 23 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa. Come avete ascoltato, ha molto più senso quello che dice Fabri Fibra rispetto a certe cose che ci vengono propinate dai palchi in questi giorni. Aggiungerei anche un'altra cosa, vi stupirò, ma a me piacciono i rapper italiani, i rapper, non i trapper, quelli che t'ammazzo, ti stupro, che poi sono tutti una manica di stracciamutande. I rapper italiani, secondo me, hanno rappresentato negli ultimi 40 anni l'unica vera evoluzione della lingua e letteratura italiana. Dovrebbero farli studiare lui, Fabri Fibra di sicuro, insieme con un altro genio che è Michele Caparezza nelle antologie dei nostri ragazzi. Almeno vedrebbero come si usa in maniera coinvolgente, atroce, micidiale l'italiano, a parte il fatto che uno che aveva un uso micidiale dell'italiano era Lucio Dalla, quindi prima Lucio Dalla, poi ci mettiamo anche i rapper. Veniamo a noi, allora, altre zappe che sono arrivate, saluti anche al grande Simone, 28 ottobre, Passo Simone, Alta Val Brembana, patria di mio padre Matteo, Sorri, e ancora, a proposito del conclave e le domande idiote, vero, si chiama sovraesposizione, ciao Tony, Paolo Collenghi, e ancora, le risorse che vogliono dare alla cittadinanza italiana di quale generazione arrivano? A quelle dei Landini e della Boldrini italiani. Non è scritto da nessuna parte che gli daranno la cittadinanza italiana. Questo governo non ha in programma queste cose, quindi è inutile montare una polemica su questo. Buongiorno signor Sanna, no, non mi chiamo Sanna, io mi chiamo Danna. Sono totalmente concorde con la sua visione papale e giornalistica. Mi domando e chiedo, ma l'opinionista La Rosa, resuscitata dall'oblio mediatico, che ci azzecca nell'opinione? Cazzate su cazzate, ma la colpa non è sua, ma del sistema corrotto. Saluti. Diciamo che c'è un po' di polemica verso la mia corregionale Anna La Rosa. Vabbè, comunque resta sempre una grande giornalista, grande professionista anche come Maria De Filippi, lo diciamo come lo dice Carmelo di Elio e le storie tese negli album, per cui a maggior ragione uno non può essere amico a 58 anni, certo, uno può essere amico all'età che vuole. Questa la capisce chi è fan di Elio e le storie tese. Va bene, allora, intanto il telefono è aperto, 0292947222, se volete intervenire, diamo allora un'occhiata alla notizia del giorno che è questo siluramento di Trump nei confronti di Walz, poi ci dedicheremo alla retorica sul 1 maggio. Walz lascia la sicurezza nazionale dopo il Chatgate, sarà ambasciatore all'ONU, scrive l'ANSA. Vediamo se riusciamo a caricare la pagina, ma mi pare un po' difficile. Qua la pubblicità non ci interessa. Ecco qua, proviamo ad aprirlo da qua, dall'ADN Kronos, se ci riusciamo, perché ogni tanto la mattina il traffico sulla rete internet, mi sa che oggi stamattina la rete internet ha deciso di fare un prolungamento del riposo del 1 maggio. Vediamo cosa c'è sull'Aggi. Ecco qua. No, vi dicevo intanto, mentre in Italia si fa retorica, a Istanbul, ecco, aspettiamo intanto che si carichi la notizia americana, a Istanbul, come scrive l'Aggi stamattina, 1 maggio ad alta tensione a Istanbul, scontri e arresti. Da ieri sera il centro è stato blindato da decine di migliaia di poliziotti. Pesa ancora l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu. Una giornata ad alta tensione a Istanbul, mezzi pubblici sospesi, transenne, strade chiuse al traffico, scontri, 384 arresti, 52.000 poliziotti impegnati a far rispettare i divieti imposti alla prefettura. I tantissimi che avrebbero voluto festeggiare il 1 maggio hanno dovuto fare i conti con la polizia o rinunciare alla simbolica piazza Taksim e celebrare in altre aree della metropoli di Istanbul. La giornata mondiale dei lavoratori attesa in tutto il mondo e in Turchia, la giornata dello scontro sociale, la giornata della resa dei conti tra il potere costituito e chi vi si oppone, una giornata la cui tensione inevitabilmente affonda nelle vicende storiche del paese. Tensione che quest'anno l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ha reso ancora più tesa e sentita. Imamoglu, considerato lo sfidante del presidente Recep Tayyip Erdogan, si trova in carcere dal 23 marzo scorso. Un arresto che ha scatenato imponenti manifestazioni di protesta durante una settimana
i cui strascichi si sono inevitabilmente protratti fino alla festa dei lavoratori. I divieti, annunciati già nei giorni scorsi, sono divenuti oggetto di sfida da parte di attivisti e cittadini. La polizia ha reagito, decine sono stati gli arrestati nei giorni passati, non solo a Istanbul, ma anche nella capitale Ankara e nella roccaforte dell'opposizione Smirne. Da ieri sera il centro di Istanbul è stato blindato da decine di migliaia di poliziotti, 52.000 oggi, 10.000 in più dell'anno scorso, migliaia di transenne, blindati idranti, scene che si ripetono con cadenza annuale a ricordare che in Turchia non c'è una ricorrenza da celebrare, quanto piuttosto uno scontro che le autorità vogliono vincere a qualsiasi costo. Per capire le origini di tale tensione va ricordato che su questa data in Turchia pesa e peserà sempre la tragedia del 1977, un evento che i manifestanti sono decisi a commemorare, un bagno di sangue con ancora troppi lati oscuri. Eppure il 1° maggio fu designato come giornata di celebrazione in Turchia nel 1935 per volere di Mustafa Kemal Atatürk, tuttora venerato come il padre della Repubblica. La festa della primavera e dei fiori rimase una giornata di festa fino al 76, quando le organizzazioni dei lavoratori organizzarono un corteo che invase il centro e piazza Taksim. Per la prima volta la tensione tra manifestanti e polizia salì alle stelle, ma soprattutto un'onda rossa sembrò travolgere la Turchia. Una situazione inaccettabile per l'estrema destra ultranazionalista e i militari che solo 4 anni dopo andranno al potere con un golpe. Passa un anno e la storia del 1° maggio turco cambia per sempre. Da festa della primavera e dei fiori divenne il Canli Mais, vale a dire il maggio di sangue. Perché? Che cosa successe? A piazza Taksim quell'anno l'Unione dei sindacati rivoluzionari radunò una folla di 500.000 di persone. Durante il discorso del segretario del DISC, appunto, questa Unione dei sindacati rivoluzionari, colpi d'arma da fuoco ruppero il silenzio della folla in ascolto. 500.000 di persone iniziò a correre nel panico, scatenando un putiferio alla fine del quale si conteranno 34 morti e centinaia di feriti. Ecco, ancora oggi in Turchia provare a protestare, provare a sostenere la democrazia, il bisogno di democrazia soprattutto, la libertà di scegliere il proprio candidato, questo non è possibile, questo non è il caso. Ecco, nel frattempo è cambiata l'apertura dell'ADN, andiamo a vedere se riusciamo a caricarla. Ucraina, Russia, Putin ha cambiato obiettivi, lo scenario. Secondo l'intelligence americana, Mosca è più propensa ad accettare la fine della guerra. Ecco qua. Vladimir Putin ha cambiato idee e obiettivi nella guerra con l'Ucraina. Il presidente della Russia, secondo il quadro delineato all'intelligence degli Stati Uniti e da fonti occidentali citate dalla CNN, ha modificato il proprio approccio. Il Cremlino sembra aver abbandonato l'idea di una lunga guerra di logoramento, tale da portare avanti parallelamente a un lento processo negoziale, e ora privilegia un orizzonte a breve termine. Sul campo, Mosca punta quasi esclusivamente a consolidare il controllo dei territori occupati, le regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson, mentre in ambito interno la priorità è la ripresa di un'economia che ha bisogno di una svolta dopo 3 anni di conflitto. L'inversione di rotta, almeno parziale, sarebbe stata captata da Washington. Donald Trump e i suoi collaboratori ritengono che il presidente russo sia ora più propenso a considerare un cessate il fuoco e in particolare naturalmente a chiudere un accordo di pace rispetto al recente passato. Gli Stati Uniti mantengono però una quota di scetticismo, visto che le proposte americane per un accordo finora non hanno ricevuto il sì di Mosca, nonostante le offerte che Washington ritiene generose. Putin in sostanza potrebbe conservare gran parte dei territori invasi. Non si può nemmeno escludere un'ulteriore ipotesi: il sì della Russia alla pace non garantirebbe in assoluto la sicurezza dell'Ucraina, che potrebbe subire un nuovo attacco futuro. Il Cremlino, secondo una fonte a cui fa riferimento la CNN, spera che un rapporto migliore con gli USA distolga l'attenzione dopo una pausa tattica e che si possa quindi utilizzare un mix di strumenti militari, economici, informativi e politici per raggiungere pienamente gli obiettivi di Putin in Ucraina e anche oltre. In un quadro ancora estremamente fluido non viene sottovalutato l'effetto del pressing verbale di Trump. Il presidente degli Stati Uniti negli ultimi giorni ha ripetutamente prospettato l'ipotesi di nuove sanzioni nei confronti della Russia,
Mosca inoltre è allettata dalla prospettiva di una nuova cooperazione economica con l'America. Portare avanti la guerra a lungo termine diventa poi più complesso per gli invasori dopo il consolidamento dei rapporti tra Ucraina e Stati Uniti. L'incontro tra il presidente ucraino Zelensky e Trump in Vaticano è stato un game changer. Il faccia a faccia nella Basilica di San Pietro è diventato il prologo alla firma dell'accordo sulle terre rare. Trump può finalmente esibire un risultato al momento in prospettiva più teorico che concreto. Possiamo guadagnare più dei 350 miliardi spesi da Biden per la guerra, dice il presidente americano, scommettendo sui benefici legati allo sfruttamento delle risorse minerarie ucraine. Zelensky, nel testo modificato fino all'ultimo momento prima della firma, ha ottenuto l'inserimento di parametri determinanti per Kiev. Non si parla espressamente di garanzie di sicurezza per l'Ucraina, ma il risultato ottenuto è comunque notevole. L'intesa tra i due paesi vincola gli USA al sostegno per la sicurezza dell'Ucraina, alla prosperità, alla ricostruzione, all'integrazione nel sistema economico globale. L'accordo è cambiato significativamente durante la preparazione. Ora è davvero un accordo di parità che apre a investimenti sostanziali in Ucraina e alla modernizzazione delle nostre pratiche giuridiche, dice Zelensky, evidenziando che l'accordo non prevede alcun debito, ma crea un fondo di recupero destinato a investire in Ucraina. Questo è un lavoro comune con gli Stati Uniti su basi giuste, in cui sia lo Stato ucraino che gli Stati Uniti possono guadagnare insieme un partenariato. È il risultato della nostra conversazione col presidente Trump al Vaticano, aggiunge. Quindi sembra che, diciamo così, sembra che mentre l'America assume una posizione più netta nei confronti dell'Ucraina e anche della sua sicurezza, vediamo un po' che cosa sta succedendo ancora, che cosa è successo invece in Italia in questo benedetto 1 maggio. Scusate. Andiamo ad aprire, ecco qua. Non diamo molto spazio, 1 maggio, ecco. 1 maggio i cortei dei sindacati, no alla guerra silenziosa dei morti sul lavoro. Siamo qua sull'ADN, sull'AGI, scusate. Landini, Fumarola, Bombardieri in 3 luoghi simbolici per i tragici incidenti. Che cosa è successo ieri? 3 luoghi simbolici delle stragi sul lavoro, un appello unitario e forte di CGIL e Cisle Will. Basta morti, basta parole vuote e finte, si passi ai fatti e si mette in atto una vera alleanza per sconfiggere questa piaga. Con Uniti per un lavoro sicuro, i sindacati hanno dedicato questa giornata di mobilitazione ai temi della salute e della sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio si è tenuto poi il tradizionale concertone a Roma con oltre 50 artisti, che è tornato in piazza San Giovanni dopo la parentesi dello scorso anno al Circo Massimo. Il leader della CGIL, Maurizio Landini, ha sfilato in corteo a Roma, presente anche il segretario PD Elly Schlein, perché la capitale, come la regione Lazio, è maglia nera per l'aumento dei morti sul lavoro. Landini ha sottolineato che i morti sul lavoro stanno aumentando, non diminuendo. Siamo di fronte a una vera e propria strage che bisogna interrompere. Bisogna smetterla di mettere al centro il profitto, al centro deve tornare la persona. Poi i leader della CGIL attacca il governo che ha convocato i sindacati sul tema della sicurezza l'8 maggio ad aprire. Gli incontri finti a Palazzo Chigi non ci interessano. Vogliamo avere l'occasione di aprire una trattativa vera che noi abbiamo già da 2 anni avanzato. Per cambiare delle leggi balorde non c'è bisogno di investire dei soldi, basta la volontà politica di cancellarle. Se le cose si fanno e si abbandona la propaganda, noi siamo disponibili, ma basta con le finte, incalza. La segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, sfilata a Casteldaccia, provincia di Palermo, dove il 6 maggio dell'anno scorso 5 operai morirono mentre seguivano lavori sulla rete fognaria. Siamo qui per gridare mai più morti, questa vergogna deve finire, ha detto Fumarola. Siamo qui per gridare che c'è bisogno di una strategia nazionale da mettere in campo. Abbiamo apprezzato la convocazione dell'8 maggio della Premier Meloni e abbiamo apprezzato l'annuncio che lei ha fatto di mettere in campo una grande alleanza tra le parti e il governo. È la strada più giusta, unire le forze verso obiettivi condivisi. Fumarola ha anche sollecitato a unire le energie contro il lavoro nero.
Si combatte con una cultura della legalità, con più ispezioni, con un maggiore raccordo tra i soggetti che si occupano di repressione e prevenzione. Non si può agire in modo spacchettato, ma occorre mettere insieme le energie. Infine, il leader della UIL Bombardieri ha manifestato a Montemurlo per ricordare Luana D'Orazio, stritolata da un macchinario nel 2021 a soli 22 anni, mentre lavorava in un'azienda tessile. Riguardo ai morti sul lavoro, ha detto Bombardieri, abbiamo numeri da guerra civile. Si muore più per mano del lavoro che per mano della mafia. In 25 anni sono morte 6.000 persone per interventi criminali e 55.000 per incidenti mortali. L'impegno, ha aggiunto il leader della UIL, deve essere quotidiano, sapendo che da soli non ce la possiamo fare, serve l'aiuto di tutti. Bisogna salvare la dignità delle persone e del lavoro. Bombardieri infine chiede che venga istituito un reato specifico di omicidio sul lavoro. La questione della vita umana non è solo questione di soldi, non può essere affrontata solo con dei finanziamenti. Schlein, Meloni mente sui numeri, il problema salari c'è sempre sulla AG. Buon primo maggio a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che tengono in piedi questo paese. Il Partito Democratico è al loro fianco. Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein in piazza Roma. Abbiamo tanto da fare per migliorare la condizione materiale di chi lavora. C'è la questione salariale anzitutto su cui noi insistiamo perché serve una legge sul risparmio sul salario minimo. La maggioranza l'ha voluta bloccare. Meloni ha voltato le spalle a 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano e continua a mentire a viso aperto sui numeri perché dice che non c'è un problema salariale in Italia, mentre l'Istat pochi giorni fa ha confermato dicendo che i salari sono più bassi dell'8% rispetto al 2021, ha aggiunto. Ecco, se mi posso permettere e vorrei il vostro parere, per questa maggior ragione vi ricordo il numero di telefono 0292947222. A me pare che questa sia la solita bolsa retorica e aggiungo anche il perché. Il punto non è dare ragione alla Meloni o dare ragione a questo o quell'altro. Il punto è che qui si parla tanto di controlli, si parla tanto di ispettorato, quando avantieri io su Italia Oggi, in diretta in questa trasmissione, quindi c'è la registrazione, potete andare a verificarlo con i vostri occhi e con le vostre orecchie, vi ho letto l'intervista di Pietro Ichino, che è giuslavorista di pregio, che peraltro ha steso il Jobs Act, il quale, parlando con la bravissima collega Alessandra Ricciardi, ha detto una cosa molto grave, cioè ha detto non è che ogni primo maggio dobbiamo stare a sentire la solfa dei morti sul lavoro e tutto il resto, perché la verità è che quando venne fatta la proposta di unificare gli ispettorati del lavoro in uno solo, anziché sparpagliarne le competenze tra 4 ministeri, sono stati i sindacati di categoria dei vari ministeri a opporsi a questa unificazione. Allora io che cosa devo che conclusione ne devo trarre, secondo voi? Che conclusione ne dobbiamo trarre tutti assieme? Comunque abbiamo 2 telefonate. Pronto, chi è là? Sì, Antonino, sono il Walter. Sono io, Uè, vero? ciao. Ciao Antonino. Ascolta, una cosa, adesso mi concentro su questo degli infortuni sul lavoro, Sì. perché ne stai parlando abbastanza approfonditamente. Io voglio dire, tutti questi che parlano di infortuni sul lavoro, hanno mai lavorato in una fabbrica, in un cantiere, in un campo? Si sa benissimo, io ho avuto tantissime esperienze lavorative, potrei citarne almeno 10. La morte sul lavoro è inevitabile, si può ridurre, si può cercare di, ma è inevitabile, perché ti faccio un esempio banalissimo. Io a un certo punto ho lavorato per la Fiat, Sì. e c'era il montaggio della mascherina della Fiat Tempra, Sì. alla quale Fiat Tempra a Cassino, dove c'era un impianto fatto da un'azienda americana per la quale lavoravo, che doveva saldare a vibrazione questa mascherina, plastica su plastica. Allora, se io ti dicessi il livello manuale delle persone alle quali dovevamo spiegare come utilizzare la nostra macchina, io mi sono messo le mani nei capelli, da qui ci scappano 20 morti, non 10 morti. Allora, tu su qualsiasi impianto, in qualsiasi cantiere, puoi mettere lì uno col fucile che dice a uno:
appena sbagli, vai fuori dalle norme di sicurezza, ti sparo. Ma il morto ci sarà sempre, perché chi parla di lavoro non ha mai lavorato in quegli ambienti. Ti faccio un esempio, una conferenza sulla sicurezza sul lavoro. Io sono andato perché volevo sentire. Allora hanno parlato tutte persone che non sono mai entrate presenti in un'officina meccanica. Io ho fatto una domanda sull'utilizzo di un tornio e ho chiesto, siccome io so come funziona, ho chiesto come si può evitare che l'operatore durante l'operazione di pulizia del pezzo o togliendolo dal mandrino non possa succedere che la macchina per una qualsiasi anomalia si mette in moto e lo uccide. È successo a Rovato, qui vicino a casa mia qualche anno fa. E questi non sapevano neanche di cosa stessi parlando, del tornio, del mandrino. Mi hanno guardato come se stessi parlando del sarchiappone famoso di Walter Chiari. Sì, allora, sì. È giusto parlarne, è giusto evidenziare, ma la cosa è inevitabile, non sono scioperi, non sono norme, non è l'educazione, perché tu obblighi le persone a mettere scarpe antinfortunistiche. Queste a uno gli danno fastidio, il giorno dopo va senza scarpe antinfortunistiche, gli cade un pezzo di ferro sul piede e questo magari devo tagliare il piede perché è spappolato. Cioè è questo il discorso. Sono inevitabili, si può fare qualcosa, ma non è certo muovendo le montagne che si riesce a far muovere il topolino. Bisogna educare le persone. Impossibile. Te lo dico io, ho lavorato in molti ambienti, come ti dicevo, ed è impossibile perché tutti cercano la soluzione più rapida, meno impegnativa. Se posso evitare di fare quello, evito, e fine della fiera. E questo Senti, ti posso fare un'ultima domanda? Certo. Ma tu senti il PD al tuo fianco, come ha detto la Schlein? Tu senti la Schlein al tuo fianco in quanto lavoratore? Sì allora, o no? Io il PD a volte l'ho sentito dietro. Però, Bene, lo trovo splendido, grazie. Grazie Forza Newcastle, come sempre. Specialmente quando ero nel mondo del lavoro, adesso per fortuna mia sono pensionato, Prodi l'ho sentito molte volte dietro che bussava, ma io sai, purtroppo, per fortuna sono ancora della vecchia parrocchia e a quel punto mi giravo e evitavo di essere, come si dice, tampinato. Sono parrocchiano anch'io della parrocchia tua, va bene così. Ah, ok, va bene. Perché grazie. sulle macchine. Ok, niente, ciao. Pronto? Chi è là? Seconda telefonata. Siamo in 3 della vecchia parrocchia, della terra di Virgilio. Ciao Antonino. Ciao Marco, dimmi. Allora, partiamo da un presupposto che poi alla fine è al fondamento delle parole che stiamo sentendo da una settimana. Allora, perché siamo in questa situazione? Perché ci hanno fatto entrare nell'euro. Punto. Facendoci entrare nell'euro abbiamo dovuto sottostare ai diktat europei, sottostare al mercato globale, che non è una cattiva cosa, però spiegami Antonino, ti ricordi quando il governo Prodi del 96 ci ha fatto, tra virgolette, entrare nel mercato globale? Quando Bersani ha tolto lo statuto dei lavoratori, l'articolo 18, ha dato vieta alle liberalizzazioni, ai lavori con assunzione quotidiana, che adesso mi sfugge come si chiamano, perdonami, ma gli anni passano anche per me. Siamo sempre lì, il PD è sempre dietro e i sindacati sono sempre stati una costola contro, in questo caso da allora, a parte la CISL, talvolta i governi di centrodestra. Quindi noi siamo arrivati a questa situazione. Per sottostare ai vincoli di bilancio abbiamo dovuto tagliare un sacco di, tra virgolette, fondi, e questi fondi non permettono ad esempio anche ai controlli nelle aziende, perché se ci fossero i fondi si potrebbero assumere più personale da mandare nei controlli, e anche le aziende, soprattutto negli ultimi anni, con il discorso legato al green, che devono pagare le quote per l'inquinamento, eccetera, da qualche altra parte hanno dovuto anche tagliare le norme, tra virgolette, chiamiamole norme,
sulla sicurezza. Io non posso pensare che tutti gli imprenditori siano carogne, ok? Che si divertono a vedere gli operai che magari si fanno male mentre stanno lavorando. Non posso pensare una cosa del genere, solo che ovviamente tutto questo viene sfruttato dai sindacati, in primis dalla CGIL del Landini, che è un novello Robespierre, chiamiamolo pure così, per dare contro al governo Meloni, che per carità sicuramente qualche colpa ce l'ha, ma non sono tutte sue. Io la penso così riguardo al discorso legato ai problemi legati alla sicurezza sul lavoro. Come diceva il Walter, che per me è una Bibbia quando parla, perché è sempre molto lucido e sempre molto circostanziato, comunque se tu lavori, cioè l'incidente esiste anche da me in banca. Io faccio il centralinista in banca e dopo chiudo. Per andare che sono già le 8:30, dovrei dare il meteo. Te la faccio brevissima. La gente può anche inciampare per le scale. Certamente. A posto, ciao. Pausa, poi prendiamo dopo l'altra telefonata. Pausa, meteo, e torniamo subito dopo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno. La primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentire il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti. E qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbis, io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotatelo l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu
come diceva il mio nonno, serve sempre regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci allora alle 8:34 minuti e 35 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Dovremmo avere la telefonata. Pronto, chi è là? Sì, ciao Antonino, sono un piccolo imprenditore, Aldo da Bergamo. Ehi Aldo, sì, hai già chiamato altre volte, ben trovato. Esatto, e la mia azienda è dall'86 che c'è con lo stesso nome, stessa partita IVA. Onore a te. Sono quelle che aprono dopo un anno, cambiano, ok? Sì. Ti dico una cosa sui sindacati, quando vengono nei cantieri i sindacati, la prima cosa che guardano è il nominativo dei dipendenti e guardano se sono iscritti i sindacati. Del resto non gliene frega, scusami, sempre una minchia. Ecco. Ok? Yes, ok? E poi ho fatto una discussione su sindacalisti e dico, cavoli, va bene la formazione, perché io ho lavorato in cantiere, sono partito come operaio, sono diventato geometra, ho aperto un'impresa con mio fratello, quindi conosco bene come si lavora nei cantieri, il pericolo che c'è. E sono io il primo a cercare di fare i corsi, poi dico, cavoli, quei corsi lì costano dei soldi. E questo qua mi dice, ma se vuoi glielo facciamo noi gratis. Mi sono esploso, gli ho detto, pirla, non è i 500 euro del costo del corso, sono i 30 operai fermi 2 giorni che devo pagare. Sono quelli i veri costi. E la formazione l'ho fatta, però nei prezzi, anche quando fai lavori pubblici, massimo ribasso, non va bene, non va bene. Ti mandano la gente a fare i corsi, gli ingegneri, gente formata, che ti fa il corso per la gru, per il muletto, per il scavatorino, per tu, che non l'hanno mai visto, non sanno neanche come si accende e ti vengono a dire come devi usarlo. A gente che ha 30 anni che sta usando uno scavatore magari. Va bene tutto, ci sta la formazione, però cominciamo a formare anche la gente che mandate fuori, perché sono ragazzi giovani, laureati, che hanno fatto tutto su carta, ma la realtà del cantiere non è la realtà della carta. È come quando vai a scuola che ti insegnano quello che vuoi e poi ti trovi nella realtà lavorativa che è completamente diversa. Quindi bisognerebbe riuscire a formare anche quelle persone un attimino meglio. È vero, hai pienamente ragione. I miei operai mi dicono, se io faccio come quello lì mi faccio male. Dico, fai il corso, stai attento, ascolta che qualcosa di buono ti dicono, però ma io così non lo faccio, mi faccio male. E tu sei combattuto da dirgli, fai come vuoi tu, fai come ti dice l'istruttore, capisci? E lì sì. Insomma non è semplice, perché il lavoro nell'edilizia è pericoloso per se stesso, perché l'incidente è dietro l'angolo, perché sei su impalcature, sei su travi, è pericoloso, è un lavoro pericoloso, va seguito. Io gli do le scarpe, gli do il casco, do i guanti, ma i corsi per l'inquinamento, però è sempre, ti dico, il pericolo è sempre dietro l'angolo. Però non bisogna dire la morte degli imprenditori, perché anche quando sono fatto male un operaio, adesso lo dico tutto, sono andato dall'ispettore, ma voi falsificate quello che ha detto l'operaio. Ma cosa stai dicendo così? Ma come si permette lei così? Perché a prescindere è la colpa dell'imprenditore che cerca di sfruttare. È questa la loro testa. Mi ha mandato a processo e il giudice mi ha detto, per fortuna il preliminare il fatto non sussiste, perché si era tagliato con flessibile e diceva che non gli avevo fatto la formazione. Così, ma io non posso cambiare un flessibile ogni 4 mesi per legge che lo cambio e fargli fare il corso ogni 4 mesi. Il flessibile è sempre quello. È come uno che va al superiore, che ha imparato a leggere, non è che gli fai imparare ancora l'alfabeto. Se sa leggere, sa leggere. Certo. La mentalità è quella lì, scusami lo sfogo, ma tante volte è sempre colpa degli imprenditori, ma non è così. Ci saranno anche quelli disonesti, non lo metto in dubbio, perché sono quelli che aprono un anno poi spariscono, però non facciamo, sarebbe un fascio, a prescindere è colpa dell'imprenditore. Ciao, sì, appunto, ora addirittura il reato di omicidio sul lavoro, quindi tu sei un potenziale assassino. Bravo, esatto, va bene. Sono andato anche al processo del solito per 3 mesi, ma io ho 7-8 cantieri, non posso essere presente, ho formato i tecnici e tutto, però poi alla fine la colpa è sempre la mia, a prescindere è colpa mia, cioè colpa dell'imprenditore. Io non ho capito il perché. Va bene, dopo bisogna vedere se uno
ha fatto degli errori o ha fatto delle cose sbagliate, allora è giusto punirlo, ci mancherebbe altro. Però cominciamo anche a prendere quelli che arrivano dall'estero, la comunità europea, quelli che arrivano dall'estero con l'autocertificazione, che hanno questo corso, quell'altro corso e non hanno fatto un po'. E ti escono 20-22 euro l'ora, con te costa 35. Hai capito? Sì. Cioè, bisogna guardare anche quelle cose lì, perché tutti quelli che arrivano dall'estero e paesi dall'est, Albania, altri, non hanno corsi, non fanno corsi, sono tutte autocertificazioni. E allora cominciamo a dire: tu sei in Italia, paghi le tasse in Italia, paghi i contributi in Italia, fai la formazione in Italia se vuoi lavorare in Italia. Non è così arrivare lì e sono buoni quelli. Che ne sai tu? Ma vedi Aldo, Perché tu non guarda, ti devi scusare di quello che hai detto fino ad ora, perché tu sei la voce dell'Italia vera, quella che lavora per davvero. Quindi non c'è niente di cui tu ti debba scusare. Vorrei ti fosse chiaro questo concetto. Anzi, io ti ok, grazie. ringrazio Però, proprio perché hai preferito venire qui e dirci queste cose. sì, esatto, perché come ti ripeto, cioè, la concorrenza straniera adesso è una cosa nell'edilizia. Tu trovi gente che arriva dal Marocco, dall'Egitto, per l'amor del cielo, bravi ragazzi, perché c'è gente che lavora veramente bene anche tra loro, niente da dire, però la formazione lì è zero, e poi non parla neanche l'italiano, gli spieghi le cose, devi chiamare il loro capo che gli vada a spiegare cosa deve fare, perché non sa neanche la lingua. Quindi se non sa la lingua, non sa le procedure, fanno di quelle cose sui ponteggi, tanto li mando via, tu ragazzi, non si può lavorare così, non si può. E poi ti dicono che se li mandi via ti danno da razzista, perché sono stranieri. Perché mi è capitato che qua si ma lei è allontanato perché è razzista, no, perché non sa lavorare, non si sa comportare, non ha corsi, e io non voglio rischiare di andare a processo per uno che non sa cosa deve fare, mi dispiace. Però costa meno e tanti imprenditori chiudono gli occhi. È così, non bisogna nascondersi dietro la foglia di fico. Sì. Ok, grazie Hai Antonino. pienamente Ti lascio per gli ragione. altri. Hai ragione Aldo, grazie. Allora, altre due telefonate. Pronto, chi è là? Pronto, buongiorno Antonino, sono Enrico dalla provincia di Salerno, mi sente? Sì, perfettamente. Buongiorno a te. Perfetto. Si è parlato tanto in queste ore, a proposito del 1° maggio di ieri, eccetera, del problema che è ridotto il potere d'acquisto di noi italiani. Ok, ma non si dice, per la verità, e con voi, con lei, voglio condividere questa testimonianza, che il sistema fiscale dovuto ai precedenti governi, le bollette, le accise e tutte le tasse indirette hanno ridotto notevolmente, perché gli stipendi sono rimasti sempre gli stessi, sempre al palo, ma per colpa dei governi precedenti, quella stessa sinistra, ma senza fare razzismo sul governo attuale e quello precedente, ma i precedenti governi, anche quelli tecnici, hanno calcato la mano sul sistema di tassazione attraverso le accise, quindi anche le tasse indirette, quindi non solo l'IRPEF, e quindi è normale che se uno prende, dico esempio, 1.000 euro di stipendio, 1.400 euro di stipendio, 1.100 euro di stipendio, e poi ti aumentano le tasse fino al 51%, è normale che il potere di acquisto viene ridotto. E cosa succede? Che c'è una minore domanda del prodotto anche nei supermercati, c'è una maggiore richiesta rispetto all'offerta, e naturalmente questo manda sempre più in crisi le aziende italiane. E allora speriamo che il governo recepisca, grazie anche a qualche nostro ministro che lo dice, attuale ministro che lo dice da tempo, l'Italia innanzitutto, i prodotti italiani innanzitutto, aumentare il potere di acquisto degli italiani anche attraverso una reale riduzione delle tasse, così come è in Inghilterra. Grazie. Grazie ancora. Altra telefonata. Pronto, chi è là? Antonino, ciao. Pier, buongiorno a te. Che mi dici, bello? Ti dico che vorrei tentare di fare la geografia dei sindacati rapidamente per chiarire alcune cose che secondo me molti non hanno nella Prego. mente. Allora, quando si parla del sindacato, ti ringrazio Antonino, quando si parla di sindacato si parla sempre prevalentemente di CGIL. La CGIL, voglio dirvi con chiarezza, è il sindacato che non sta firmando alcuni contratti come quello della sanità,
del pubblico impiego, in particolare dell'istruzione, dell'università e del merito, e altre tante, perché c'è una regola in Italia che dice che quando il 51% degli iscritti corrispondenti ai sindacati in cui sono iscritti non sono d'accordo sulla contrattazione col governo, non si firma. Sono pochi punti percentuali, CGIL, UIL, mentre dall'altro canto troviamo CISL, COMSAL, che è la confederazione a cui faccio riferimento io, che è grande quanto la UIL, ma non lo dicono mai, lo fanno vedere ogni tanto in TV, ma fanno parlare sempre quei tre come se i tre fossero d'accordo, e OGL. Questo gruppo di qua era già disposto alla firma, e ti dico a quanto? A 150 euro in più nell'istruzione e a 180 in più nella sanità. Bene, ostaggio della CGIL e della UIL, ma soprattutto della CGIL, non hanno ancora firmato. Il governo ha già messo in bilancio, quindi quei soldi dovevano andare, ok? Questo è tanto per farci capire. Quindi noi cosa assistiamo? È questo che va detto alla gente. Non lo sanno che la CGIL, è inutile che ti raccontiamo la vicenda di Torino, della Fiat, di cosa hanno combinato. Urla, sbraita, dice Landini è 10 anni che straparla sulla sicurezza del lavoro e sui redditi, e non capisce una minchia, perché, scusa, vado giù di brutto, ma è così, perché in realtà la sua modalità di affrontare il problema è quella che ha affossato la maggior parte dei contratti. Allora è bene sapere che questi urlano, abbaiano, ma non rendono nulla. Invece ultimamente avevo visto questa parte di sindacati che dicevo, dalla CISL alla COMS all'UGL, che rappresentano sempre milioni di lavoratori che non la pensano come quell'altri là, che ha iniziato a pensare che la via della contrattazione è quella migliore, e quindi stanno lavorando col governo. Infatti nelle parole che ha detto la Meloni, ho finito, si è sentito che c'era molto di questo racconto sulla questione della sicurezza, perché per esempio la Comsal è tantissimi anni che, seppure non riconosciuta nelle televisioni, ma con i numeri, ha combattuto per migliorare la sicurezza, e finalmente siamo arrivati ad avere dei finanziamenti importanti e alcune iniziative che realmente servono. Quindi tutte le volte fare la cagnara, muoiono qui, muoiono là, e Landini si dovrebbe chiedere perché il suo sindacato, che abbaia, urla eccetera, non combina mai niente. Ti lascio, ciao, grazie. Bella domanda, caro Pier, bella domanda. Mary, buongiorno, ho visto una foto di Landini con Draghi, mi sono venuti i brividi di paura. Ancora, quanta gente arriva in Italia e si improvvisa il mestiere, ottimo l'esempio del manovale Dile. Sarà una brava persona, ma chi me lo dice che al suo paese era magari ad esempio un pastore? Un abbraccio Gianluca. Ancora, buongiorno Antonino, sono d'accordo con Ichino, un miglior controllo specialmente ai cantieri edili potrebbe ridurre gli incidenti sul lavoro. Questo problema è come quello dei femminicidi, non è facile da risolvere con le leggi. Sicuramente il problema non si risolve con le proposte che ho sentito ieri da sinistra. C'è Antonino, tutto giusto sul lavoro, ma qualche volta bisogna lasciare il cuscino a casa e forse ci sarebbero meno infortuni. Elena, buona giornata. Questa non l'ho capita, francamente. E adesso però ci sentiamo un po' di musica. Piotta, Super Cafone, 1999. A tra poco.
Era il 1999 e tutto sembrava più bello. Aspettavamo il 2000, sembrava quasi qualcosa di straordinario e ahimè le cose sono andate un po' diversamente. Le 8 e quasi 52 minuti sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa. Devo dire che oggi la state facendo voi la rassegna stampa. E vi segnalo appunto i 2 interventi, anzi i 3 interventi. Walter, soprattutto l'esempio che ha fatto del tornio, della sicurezza al tornio, quando ne ha parlato con questi sindacalisti così attenti, così pronti per i diritti, quella però non ne sapevano assolutamente niente. Aldo che è praticamente l'Italia nella carne viva, l'Italia che lavora e che produce nella carne viva. Così magari la finiamo di fare sempre i soliti discorsi che gli imprenditori rubano qua, là, questo e quest'altro. Gli imprenditori si assumono delle responsabilità, lavorano, pagano le tasse, rischiano di loro. Altri invece con l'armocromista a 300 euro all'ora vengono e dicono dobbiamo mettere il salario minimo garantito, così a tutti daranno 9 euro l'ora e saranno a posto con lo stipendio. Questo è tipicamente comunista, lo stipendio uguale per tutti e non ne parliamo più. E poi alla fine il nostro PR, i rapporti tra le varie realtà e le varie sigle sindacali. Gli obiettivi che si potevano raggiungere e quelli che non vengono raggiunti perché? Perché c'è qualcuno che vuole fare la voce grossa, ma poi non ottiene niente. Ecco, gente così forse ogni tanto la sera, prima di andare a dormire, dovrebbe porsi la domanda: ma perché se andiamo ai cancelli della Fiat ci fischiano? Ma perché gli operai della Fiat anziché votare noi votano Salvini? Secondo voi perché? Comunque sono le 8 e quasi 54 minuti qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Intanto vi do un'altra notizia dall'ADN Kronos. La Cina sta al momento valutando la possibilità di, scusate l'ennesima pubblicità, di avviare negoziati commerciali con gli USA dopo la stangata dei dazi al 145% e le successive dichiarazioni con possibile retromarcia di Trump. Ad annunciarlo un portavoce del Ministero del Commercio cinese, affermando che alti funzionari statunitensi hanno espresso ripetutamente la disponibilità a parlare dei dazi con la Cina. Gli Stati Uniti d'America, tra l'altro, hanno inviato recentemente messaggi alla Cina attraverso parti competenti nella speranza di iniziare colloqui. La Cina sta al momento valutando l'offerta, ha dichiarato ancora il portavoce, sottolineando che la posizione di Pechino rimane comunque coerente. Se lottiamo, lotteremo fino alla fine. Se parliamo, la porta sarà aperta, ha aggiunto, ricordando che gli Stati Uniti hanno avviato in modo unilaterale la guerra dei dazi e commerciale. Se gli Stati Uniti desiderano parlare, devono mostrare la loro sincerità ed essere pronti a correggere le pratiche incorrette e cancellare i dazi unilaterali, ha continuato, avvisando inoltre che dire una cosa e farne un'altra, anche pressioni e costrizioni col pretesto di negoziare, non funziona con la Cina. Una chiamata però pochissimo tempo, pronto chi è là? Velocissimo, Marco da Torino, ciao Ciao. Antonino, volevo solo far notare, nessuno mi pare, questa disanima dei sindacati l'ha rimarcato, che il signor Landini e la sua allegra compagnia hanno avvallato il Green Pass, cioè gente che difende il lavoro sacrosanto, i lavoratori hanno consentito il Green Pass e hanno consentito che certe persone oneste perdessero il lavoro nel periodo della pandemia, perdessero il lavoro e i contributi, sti lazzaroni, per usare un eufemismo. Ciao. Grazie. Adesso qui Parlamento, Simonetta Matone ricorda Papa Francesco. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate. Abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E rieccoci alle 9, 4 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa che oggi, 2 maggio, non ha i giornali, ma il giornale oggi siete voi sulla base delle telefonate, degli interventi che state facendo a commento della solita retorica che abbiamo ascoltato ieri, 1° maggio. A proposito di, interventi, ci sono altre zappe, la nostra Elena precisa, e intendevo dire che alcune volte è colpa dei dipendenti che sono poco attenti, quindi è meglio che lasciano il cuscino a casa e siano più svegli al lavoro, non dare sempre la colpa ai titolari. Hai pienamente ragione. Super Cafone è sempre una goduria, grazie. Una richiesta musicale, metti Sono un ribelle degli Schiantos, Walter. Sì, la mettiamo alle 9:27 e ti dirò di più. La mettiamo perché mi sembra il degno commento di tutto quello che abbiamo detto finora, perché sapete, o meglio, tu lo sai, gli altri ascoltatori probabilmente non lo sanno, è tratta dall'album che ha questo titolo geniale, Non c'è gusto in Italia a essere intelligenti, del 1987. E se permettete, io sono d'accordo con Friccantoni e tutti gli Schiantos, che Dio li abbia in gloria. Non c'è gusto in Italia a essere intelligenti e mi pare che quello che ascoltiamo ogni giorno più o meno ci corrobori in questa posizione. Buongiorno, per quello che riguarda gli stipendi che devono essere tutti uguali, io voglio come quello di Landini 7.250 euro
e ogni anno 256 euro di aumento al mese come lui. Non so se queste siano le cifre, però se questo è un salario minimo garantito voglio averlo pure io. Chatgate, vi dicevo di Waltz, siamo sull'Agi, Trump licenzia il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, sarà ambasciatore all'ONU, al suo posto arriva Rubio. Intanto vi ricordo 0292947222, il telefono è aperto, oppure 340 670 9659. Il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, scrive l'Agi, Mike Waltz e il suo vice Alex Wong lasceranno i loro incarichi alla Casa Bianca. La notizia è stata battuta dai grandi network americani, secondo cui Waltz potrebbe essere sostituito da Steve Witkoff, l'inviato di Trump che tratta con Vladimir Putin e uomo fidatissimo del presidente americano. Trump ha confermato che Mark Waltz lascia la carica di consigliere per la sicurezza nazionale. Sono lieto di annunciare che nominerò Mike Waltz ad ambasciatore USA alle Nazioni Unite, ha scritto su Truth. Consigliere della sicurezza nazionale interim sarà il segretario di Stato Marco Rubio. Da quando indossava la divisa sul campo di battaglia al Congresso e come mio consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz ha lavorato duramente per mettere al primo posto gli interessi della nazione. So che farà lo stesso nel suo nuovo ruolo, ha scritto Trump. E adesso abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Caro Antonino, buona giornata, è sempre un piacere sentirti. Francesco, ciao. Ciao. Allora, come andiamo? Ma io abbastanza bene, direi. Tu? Sì, anche io, diciamo, ad Arona che splendidamente. succede? Dimmi? Ad Arona cosa fai di bello? Che succede? Ad Arona adesso c'è, se volete venire a vedere, c'è una bella ruota panoramica. Praticamente si vedono i giardinetti, c'è tutta Arona col lago, e poi ci sono delle installazioni di animali, ma basta che andate sul sito di Arona, quelle cose lì, vedete tutti questi coccodrilli, pinguini, li hanno allestiti in giro per Arona per dare un po' di colore, un po' di scenografia, è una cosa carina, insomma, che fa anche piacere vedere. Quindi se volete venire a vedere San Carlone e farvi un giro ad Arona, sappiate che ci sono anche queste belle cosettine qua, visto che la stagione ormai è partita, sperando che il tempo sia ancora un po' clemente, specialmente per quelle attività che aprono quei 3-4 mesi all'anno e lavorano solo d'estate, e quindi se c'è il tempo come è stato fino a poco tempo fa che continuava a piovere è un disastro anche per loro, ecco, tutto qua. Comunque venite da Arona che è veramente bella, è simpatica come cittadina. Beh, direi. Allora, dici sì. tutto poi, che altro ci vuoi raccontare? Ma niente, stavi parlando prima del salario minimo, Landini, le solite cose che saltano fuori ogni anno, sempre il primo di maggio, le morti bianche, la sicurezza sul lavoro, le solite cose che purtroppo è da tanti anni che ci sono, e mi sembra di vedere, essendo che lavoro nel settore metalmeccanico, quindi in fabbrica, che io fortunatamente non ho mai avuto problemi di infortuni gravi e niente, no? Qualche mio collega ogni tanto capita, ma sono degli infortuni, diciamo, di lieve entità, però quello che si sente in giro è preoccupante. Ma anni fa, quando c'era su appunto la sinistra con gli amici sindacati, potevano sistemare tutte queste cose qui, sicurezza sul lavoro, salario minimo garantito, che voglio ricordare che la CGIL con Landini mi sembra che hanno provato un contratto da 6 euro l'ora, se non mi ricordo male, l'anno scorso. Adesso non mi ricordo la categoria, ma è stato firmato dalla CGIL, che 6 euro l'ora è uno stipendio un po', diciamo, da sfruttamento, però loro l'hanno provato e la menano sempre con sto salario minimo, e loro non hanno praticamente fatto niente, come tutte le cose, no? Adesso va tutto male, l'economia, la finanza, la manovra. Cioè, quando c'erano loro, io mi ricordo che prendevo sui 3.500 euro di stipendio e stavo bene. Adesso che è arrivata la Meloni ho ridotto drasticamente lo stipendio, ma non scherziamo, anzi qua è un governo che sta cercando di mettere delle toppe dove hanno fatto disastri gli altri. Logicamente quando uno va a votare, che manda su una compagine di governo, è a lungo respiro e sono 5 anni di governo, ci sono degli obiettivi da portare a casa dentro la legislatura, non si può fare tutto subito. Io sono fiducioso che si riuscirà a fare qualcosa e poi riandando ancora al governo si fa proprio la chiusura del cerchio, la quadratura del cerchio, come diceva il Bossi, e si cercherà di sistemare, sempre sperando che non succedano guerre in giro, cose strane, epidemie e tutto,
sperando che Taiwan non gli mette addosso gli occhi bene la Cina, perché se viene fuori una guerra anche lì, credo che sono dei seri problemi per tutti, specialmente per il discorso parti elettroniche, microchip e tutte quelle cose che dopo l'economia sarà ancora peggio. Però speriamo in bene che non succeda niente, siamo fiduciosi, e la cosa che quelli di sinistra devono sempre trovare da dire a tutti: loro sono i più bravi, sono i più intelligenti, gli altri sono solo dei poveri ignoranti, improvvisati e tutto. Non mi sembra che sia così. Io ti ringrazio per avermi fatto parlare, Antonino. Ti aspetto da Rona e fai il bravo, stammi bene, continuo ad ascoltarti, che è sempre un piacere sentirti. Grazie, ciao, sir. Antonino, I giornata, 200 euro ciao. sono sotto il lavandino in bagno. Passo a prenderli, ciao. Bene. Allora, a proposito di meteo, già lo avete ascoltato alle 9:30, alle 8:30, scusate. No, c'è un'altra chiamata. Pronto, chi è là? Buongiorno signor Antonino, allora io volevo collegarmi giusto ad Arona. Ieri sono andata a Stresa e non c'era un posto neanche a pagare per mettere la macchina, i ristoranti pieni, ma io in questi giorni che ci sono queste specie di vacanze sto girando e tante persone che conosco stanno girando e c'è stra pieno dappertutto. Allora, sappiamo ormai che i giornali, la propaganda, questi sono tutti falsità, dicono di quelle cose anche su Trump, ormai non dobbiamo più ascoltare, cioè quello che loro dicono, ragioniamo con la nostra testa e facciamo il contrario. Quindi dov'è questa difficoltà ad arrivare a fine mese? Io non credo che siano tutti stranieri, ci sono tanti stranieri in giro, per l'amor di Dio, ma tantissimi turisti, tantissima gente che consuma, che si muove, ma queste cose non le dicono i giornali, le si vede con i propri occhi. Non ascoltiamo la propaganda di questi venduti giornalisti. Signora, la ringrazio per avermi dato del venduto. Allora lei per quale motivo telefona a una trasmissione giornalistica? Sono 5 anni che me lo chiedo. Ecco, poi quando gli fai una domanda l'unica cosa che sanno fare è chiudere il telefono. Questa è 5 anni che telefona, che dice ogni volta sta roba sui giornalisti. Poi francamente telefonare per dire vabbè, allora vedo che è tutto pieno, i bar sono pieni, quindi non esiste la gente che non arriva alla fine del mese. C'è gente che butta sangue per arrivare alla fine del mese, cara signora. Cara signora. Telefonare qui e venire a dire che c'è gente che non è vero che arriva alla fine del mese. Ma ogni tanto così, ogni tanto contare un po' fino a 10 prima di dire certe cose, Quante volte ha telefonato gente che sta con la pensione veramente appesa alla terza settimana del mese, se ce la fa ad arrivarci? Ve lo ricordate? Questa è tutta gente che ha telefonato a Zoom, che ha telefonato anche in rassegna stampa quando ho condotto io. Quanti di voi hanno problemi con la pensione che non basta? Quanti di voi hanno problemi con lo stipendio che non basta? Quanti di voi non sono andati a mangiare a Stresa o a fare la gitarella? Quanti? Però basta uscire, andare a vedere, non ho trovato parcheggio, allora siamo tutti ricchi e quindi i giornalisti dicono cazzate. E telefona in una trasmissione condotta da un giornalista per dire che i giornalisti dicono cazzate. Ora, per cortesia, se c'è qualcuno tra voi che è un pensionato e non arriva alla fine del mese o ha uno stipendio che non gli permette di arrivare alla fine del mese, si accomodi pure, perché il telefono è aperto allo 0292947222. Poi vediamo se è un complotto probabilmente dei poteri forti o se per caso esiste davvero gente che non arriva alla fine del mese in questo paese. E che cazzo, dai. Scusate, però alle volte... Altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, buongiorno, sono Marco da Settimo Torinese, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, volevo ricordare alla signora di prima un detto
detto, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. È chiaro che quelli che vanno in giro per i bar, pur essendo la minoranza, fanno molto rumore, sono molto visibili. Però vorrei ricordare alla signora che in Italia ci sono 5 milioni di poveri assoluti, secondo i criteri italiani. 5 milioni. E questi non arrivano a fine mese, non arrivano neanche a metà del mese. Sono quelli che vanno a prendere i pranzi e le cene dove li danno gratuitamente. Quelli lì non li vede la signora. Scusa lo sfogo. No, appunto, ti ringrazio perché hai telefonato tu e l'hai detto tu, se no poi sono i giornalisti che dicono ste cose. No, purtroppo ci sono quelli che non arrivano a fine mese. Il fatto è che non fanno notizia, o meglio, fanno notizia solo per quando conviene. Ma non li vanno certo a cercare i giornalisti. E quindi non lo so. Esatto. Buongiorno a tutti comunque. Grazie a te, carissimo. La cosa più drammatica, prima la loro sede era a Piazza Sant'Angelo, poi se non sbaglio l'hanno chiusa purtroppo. Ma se andate un momentino alle mense della Caritas, vi renderete conto che non sempre sono tutti migranti, barboni, poveri, eccetera, eccetera. Spesso c'è gente ben vestita. Sono impiegati che non arrivano alla fine del mese, vanno a mangiare alla Caritas. Sempre perché i giornalisti dicono cazzate che sono tutti venduti. Questo è il resto del Carlino del 9 gennaio di quest'anno. Redazione di Ancona, quindi non è che stiamo parlando della grande città, stiamo parlando di una città di medie dimensioni, ok? Caritas, boom di richieste per un pasto caldo. Gli stranieri eguagliano gli italiani. Nel 2024 ne sono stati somministrati circa 3.000 ad esterni. Raddoppiati gli accessi al centro d'ascolto. Caritas, gli accessi degli stranieri uguagliano quelli degli italiani. Sono sempre più numerose le richieste che pervengono al centro d'accoglienza, dove il primo passo è quello di rivolgersi al centro d'ascolto perché si possa trovare al più presto una soluzione per risolvere i problemi che riguardano sempre più singoli e famiglie, richieste di alloggio o lavoro, ma anche quelle di poter consumare un semplice pasto caldo. Nel 2024 sono stati somministrati 3.628 pasti a esterni che dopo essersi rifocillati hanno lasciato il centro accoglienza di Piazzale della Vittoria. Non solo pasti, ma anche la possibilità di farsi una doccia, un servizio che nel 24 ha soddisfatto 750 richieste. Un particolare da non trascurare riguarda il fatto che le stesse persone, anche se non capita soventemente, potrebbero rivolgersi al centro ascolto più volte in un anno e quindi essere conteggiate più volte negli accessi, mentre si tratta di far fronte alla stessa emergenza, spiegano gli operatori. Così, quindi se capita andate, a parte il fatto che se potete andate a dare una mano alle mense, alla Caritas e così via, però a maggior ragione, ecco qua, questo è Today del 24 maggio 2024, questo è il rapporto Eurispes, quindi non lo scrivono i giornalisti venduti, ma una realtà seria come l'Eurispes. Anche se alcuni indicatori fanno registrare lievi miglioramenti rispetto al 23, la situazione delle famiglie italiane rimane critica. Lo rivela la nuova indagine Eurispes presentata oggi, venerdì 24 maggio del 2024. Il dato è che oltre la metà degli italiani non riesce ad arrivare a fine mese senza grandi difficoltà, 57,4%. Inoltre bollette 33,1%, affitto 45,5%, rate del mutuo 32,1% rappresentano un problema per molti nuclei. E per far quadrare i conti, in molti sono costretti a chiedere aiuto alla famiglia d'origine, 32,1%, oppure ricorrere all'acquisto a rate, 42,7%. Quasi 3 italiani su 10, 28,3%, inoltre rinunciano anche a cure, interventi dentistici, controlli medici. Ecco,
Tanto per dirvi la realtà com'è e non quello che uno vede perché non trova parcheggio. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Sì. Pronto? Pronto, pure noi siamo pronti. Buongiorno, Franco da Milano. Senti, ciao Franco. Posso cambiare argomento? Sì. Prego. Quasi. Diciamo cambiare un po' argomento, anche se parla sempre di gente che gira. No, io volevo sottolineare una cosa, visto che Salvini è il nostro ministro delle infrastrutture e si interessa anche di circolazione stradale e dovrebbe aver inasprito queste sanzioni per quelli che guidano col cellulare, eccetera, eccetera, eccetera. Io che giro sempre, vedo sempre più gente con un bel cellulare applicato sul cruscotto. Ecco, io vorrei suggerire al signor Salvini, al ministro, di cominciare a fare le belle multarelle pesanti a chi ha il cellulare sul cruscotto e non vuol perdere neanche un messaggio di WhatsApp o di Facebook. E così va a creare problemi, perché non si va in giro col cellulare sul cruscotto, hai capito? Secondo me, che facevo 100.000 chilometri all'anno, te lo dice uno che lo sa come si va in giro, non si va in giro col cellulare sul cruscotto. Ecco, volevo così, insomma, dirlo a Salvini che intervenga. Grazie, buongiorno. Effettivamente quelli che chattano mentre guida bisognerebbe fucilarli, su questo siamo ampiamente d'accordo, perché non è il ma sì, tanto è un attimo, sì, ma quell'attimo sono metri di frenata che tu non riesci a fare e magari metti sotto un bambino. Hai ragione. Allora, com'è che facciamo a essere competitivi con la moneta che abbiamo? Bella domanda. Ciao Antonino, il salario minimo è da studiare. Perché non si parla invece di un tetto che elimini i super stipendi, compresi quelli dei sindacalisti, VIP, politici e così via? Bacio. Mi sembra proprio una chiacchiera da bar, chiedo scusa. Chi è più bravo è giusto che abbia di più. È normale. Semmai non dobbiamo livellare per il basso, tutti per il basso. Tant'è vero che, ripeto, i consulenti della fondazione, cioè gli esperti della Fondazione Consulenti del Lavoro, tutte le volte che sono venuti a Zoom, hanno detto chiaramente altro che salario minimo, bisogna puntare sulla contrattazione collettiva e alzarli gli stipendi. Allora i poveri non possono comprarsi un gelato e fare due passi in un contesto piacevole, Carmen. Che cosa c'entra questo, Carmen? Buongiorno, mi può togliere una curiosità, ma questi manifestanti sono anche pagati? Credo di no. Questa signora che prima ho sentito probabilmente è benestante, auguro a lei di non passare mai dei momenti brutti e provare a vivere con 640 euro al mese affitto da pagare, eccetera. Ancora, mia sorella deve andare alla Caritas, anche se si vergogna. Forse tu sei una giornalista o un giornalista in incognito e stai dicendo delle falsità, sappilo. Va bene, allora dicevo, caldo nel weekend, poi cambia tutto, temporali e grandine in vista, scrive la DN Cronos, le previsioni del meteo dopo l'anticiclone africano, possibili precipitazioni intense. Ore contate per il caldo anomalo che sta interessando l'Italia. L'effetto dell'anticiclone africano, secondo le previsioni meteo, non durerà oltre il weekend, portando dalla prossima settimana un contraccolpo amaro. Un pericoloso break temporalesco, spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, con precipitazioni che potrebbero risultare anche intense, localmente accompagnate da grandine. In particolare, tra lunedì 5 e mercoledì 7 maggio, le regioni del centro-nord rischiano di trovarsi in una zona di convergenza in cui interagiscono queste importanti figure meteorologiche. In questa terra di nessuno avvengono i contrasti maggiori e più pericolosi. Che cosa significa? Che con tutto questo calore in eccesso aumenta anche il rischio di eventi meteo estremi come nubifragi e grandinate. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto, sono io? Sì, sei tu, buondì. Ciao Antonino, sono Emilio dalla provincia di Como. A proposito di quello che si parlava di fine mese di persone, sì. Ma io l'altro giorno ho sentito che i prestiti per le vacanze sono aumentati del 18%. Vorrei sapere da cosa ne pensi di questa cosa, perché io nella mia cultura non andrei mai a fare un prestito per andare in vacanza, ma fare un prestito per la mia casa, un qualcosa di più serio. Grazie, ciao. Ti rispondo con le parole degli articolo 31 della canzone Italiano Medio.
quest'anno ho avuto fame, ma per 2 settimane ho fatto il ricco a Porto Cervo, che bello! L'italiano medio. Ti rispondo con... Però chiudi la radio, se no si sente nel riflesso nel riverbero del telefono. L'italiano medio, eccolo qua. Però dobbiamo farla la settimana Charm, dobbiamo farla e non ci sono i soldi. E allora indebitiamoci. Tanto che problema c'è? La finanziaria, poi non ce la fai, poi la cambiale, poi la finanziaria ti mette nella CRIF, allora andiamo da qualche amico e poi finiamo in bocca agli usurai per fare i ricchi a Portocervo 2 settimane all'anno. Fanculo. Veramente, pizzo calabro tutta la vita. Va bene, alle 9:27 noi chiudiamo qua questa puntata. Io vi abbraccio tutti, vi ringrazio del vostro tempo e ci salutiamo appunto con Sono un ribelle mamma degli Schiantos, richiesto dal nostro Walter, pezzo che saggiamente è tratto da un album, e credo che saremmo tutti d'accordo, dal titolo Non c'è gusto in Italia a essere intelligenti, ed è proprio vero. Domani il garage dell'Alfista, dopo la rassegna stampa guidata dal grandissimo Pier Vittorio Scimia, e se no, se volete, ci ritroviamo lunedì alle 7:30 con la rassegna stampa ordinaria, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi. Ora Giovanni Sallusti con Liberamente e poi Parlando Liberamente. Grazie a tutti, buona giornata e a più tardi anche con Chilometro Zoom alle 17:30.